Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come imprese, comunità e persone lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che ogni giorno contribuiscono a creare lavoro e rispetto per l'ambiente. In questa puntata di Community FVG andiamo alla scoperta di la cooperativa Acqua Corrente. La viticoltura in Friuli Venezia Giulia. Ne parliamo con Venanzio Francescutti. Franco Baiutti è il nuovo presidente di Confcooperative Udine. Il circolo agrario friulano. E ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. Lo zafferano friulano nasce nel 2011 ad Ardago, in provincia di Pordenone, dall'intuizione di 3 soci che hanno incominciato così come per scherzo a coltivarlo. E da lì si è sempre sviluppata di più questa coltivazione, fino a che nel 2016, dopo un po' di anni di prova, siamo riusciti ad aprire il locale a Polcenigo, la taverna Slow Shop and Bar, la casa dello zafferano, per dare visibilità ai prodotti fatti con lo zafferano prodotto ad Ardago. Nasce così nel 2016 la cooperativa Acqua Corrente, che gestisce questo punto vendita di zafferano, dove si possono degustare i vari prodotti fatti appunto con il nostro zafferano, ma dando anche spazio alle varie tipicità della zona e della regione. Negli anni, oltre che alla vendita degli stimi di zafferano puro, si è presentata la necessità di ampliare la nostra produzione, il nostro paniere di prodotti allo zafferano, e quindi abbiamo fatto vari prodotti, tra cui una linea di liquori, 4 liquori e 2 distillati, dalla grappa al gin, al vermouth, al liquore, a un bitter per fare degli aperitivi, che poi somministriamo qui nella taverna, il famoso spritzate allo zafferano. Dopodiché abbiamo creato anche una linea di formaggi, tra cui la robiola allo zafferano e una cacciotta fatta con 3 tipi di latte diverso. E abbiamo una linea anche di biscotti e i cracker allo zafferano fatti da un panificio sempre qua della zona. In più nella nostra linea zeta zafferano sono presenti anche 2 marmellate fatte con l'arancia e lo zafferano, e le albicocche e lo zafferano. Franco Baiutti, imprenditore agricolo e, dal 2006, presidente della cooperativa agricola di Fiumicello, è il nuovo presidente dell'Associazione Cooperative Friulane, che riunisce 278 cooperative della provincia di Udine. Baiutti succede a Flavio Sialino, presidente del sodalizio dal 2012, salutato dalla nuova presidenza per l'impegno profuso nel corso del suo mandato. Ad affiancare Baiutti alla presidenza sarà, in qualità di vicepresidente, Teresa Bertolano, attualmente presidente della cooperativa Puma di Tavagnacco. Baiutti assume la presidenza dell'Associazione Cooperative Friulane dopo aver già ricoperto fino a ieri il ruolo di vicepresidente dell'associazione. Ricopre infine il ruolo di consigliere all'interno della Cassa Rurale FVG e di presidente del consorzio produttori del rinomato radicchio Rosa dell'Isonzo.
produzione dello zafferano è presente nel comune di Budoia su terreni che erano stati lasciati incolti da 60-70 anni, che noi abbiamo recuperato e gli abbiamo ridato nuova vita con questa coltivazione che è molto sostenibile e ad impatto ambientale praticamente a zero. Per fare zafferano non occorrono grandi estensioni perché è un prodotto molto laborioso nella raccolta, quindi quando uno ha una superficie di 1000-2000 metri quadri per una piccola azienda è più che sufficiente. Attualmente noi siamo arrivati ad avere 2000 metri quadri di piantagione che ci permette di avere 800 grammi, 1 chilo di zafferano all'anno che noi prendiamo e trasformiamo per fare i nostri prodotti, che dopo appunto vengono venduti all'interno del nostro punto vendita a Polcenigo, che oltre che essere shop dello zafferano è un posto dove si possono organizzare eventi, feste di compleanno, feste in generale, dove si può prenotare la sala e consumare i nostri prodotti, ma anche gli altri prodotti del territorio che noi promuoviamo con il nostro shop. La gestione della taverna Slow Shop and Bar è affidata a me e alla mia socia Tatiana Cinquemani, che è lei la regina della cucina, diciamo. Cucina che propone piatti tipici friulani come la polenta e il frico, ma anche i taglieri di affettati e salumi, tutti i prodotti a chilometro zero a cui noi siamo molto attenti. Siamo aperti dal giovedì alla domenica, mattina e sera. All'interno della taverna, oltre che a degustare i prodotti tipici del territorio, possiamo trovare delle mostre artistiche di quadri o sculture che ogni mese vengono cambiate, il book crossing e anche un piccolo mercatino dei vestiti usati. Tutto questo lo trovate qui a Polcenigo, che è uno dei borghi più belli d'Italia. L'educazione ambientale vuol dire avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale, alla campagna, ma anche alla natura, per fargli scoprire la biodiversità e gli ecosistemi. Concretamente come si fa l'educazione ambientale? Si fa attraverso delle uscite all'aperto, in mezzo alla natura, ma anche andando a visitare tutta una serie di realtà museali che si occupano degli aspetti più scientifici. Questo per proprio trasmettere l'amore e la tutela nei confronti dell'ambiente e in particolare della natura. Salve a tutti, oggi siamo qui con Venanzio Francescuti, presidente di Fedagripesca, per parlare di viticoltura regionale, delle sue problematiche ma anche delle sue opportunità, in particolare quelle legate allo sviluppo di un consorzio di tutela e della sostenibilità ambientale. Presidente Francescuti, parliamo di vino, parliamo di DOC Friuli, una denominazione sempre più rivendicata dai nostri vignaioli, dunque possiamo già dire dopo pochi anni una denominazione di successo, a cui anche la cooperazione ha dato un contributo importante, ma adesso serve un passo avanti, un passo legato al governo di questa produzione. Esatto, è una DOC veramente molto importante, i numeri lo stanno attestando. Nel 2018 abbiamo rivendicato più di 180.000 ettolitri di DOC Friuli con un bel trend di crescita. Questo vuol dire che proprio tutti i viticoltori, i vignaioli della nostra regione hanno grandi aspettative per questa denominazione.
però manca un consorzio. Lo scopo del consorzio è fondamentale, avere la denominazione senza il consorzio vuol dire che è priva degli strumenti per poter operare in giro per il mondo, perché lo scopo del consorzio è quello di presentare i nostri vini nel mondo con tutte le positività, le caratteristiche importanti di tutti i nostri vini regionali, ma anche quella di poter aiutare il mercato stesso a mantenere un trend positivo che serva a tutta la filiera, non soltanto i produttori dell'uva, ma i vinificatori e gli imbottigliatori, che se lasciato invece una denominazione o il vino a un mercato libero è soggetto a tutte quelle oscillazioni, a quegli scombussolamenti che il mercato stesso crea nei momenti di tensione. È veramente fondamentale e importante il consorzio perché serve per la gestione sia dei mercati ma della sua promozione in giro per il mondo dei nostri vini. Dalle sue parole capisco dunque che in questo contesto il consorzio è importante anche per governare questa grande opportunità che è la produzione della ribolla gialla nella nostra regione? Esattamente, quello che stiamo assistendo, quello che è successo per la ribolla gialla, che in altre circostanze ho già manifestato il disappunto anche per un'accusa che è stata fatta al mondo della cooperazione, come quella che ha chiesto e ha fatto sì che ci fosse tutta questa ribolla, non corrisponde a verità, anche perché è stata una speculazione a mio avviso del mondo di privati o di persone che volevano inserirsi nella viticoltura sfruttando il trend del prosecco, ma senza un governo, e questa ne è una dimostrazione classica, senza qualcuno che governi questi processi economici c'è il rischio poi che il mercato dia le risposte che sta dando di un prezzo tutto sommato troppo basso per poter giustificare i costi delle aziende che lo producono. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Lei ha nominato spesso il mercato in questa intervista e il mercato chiede sempre di più prodotti legati all'ambiente, al territorio, sostenibilità. La cooperazione vitivinicola nella nostra regione come risponde a questo mercato? È pronta? Sta facendo dei progetti? Questo della sostenibilità non è soltanto una richiesta del mercato. Il mercato lo sta richiedendo in maniera sempre più pressante, giustamente, ma perché sta diventando, anzi lo è ormai, un problema di tutta la società, di tutto il nostro mondo civile. E anche l'agricoltura non può fare meno che interrogarsi e capire quali possono essere le soluzioni o i passi in avanti verso la sostenibilità. Lo stiamo facendo da sempre questo cammino, questo percorso. Ultimamente uno degli ultimi esempi positivi che la cooperazione può testimoniare è un'iniziativa che abbiamo fatto anche quest'anno, per il secondo anno, su circa 3.800 ettari di soci delle cooperative nostre, di due cooperative importanti della nostra pianura, abbiamo adottato il sistema di lotta di confusione sessuale. È una confusione che vuol dire che l'insetto, il maschio, sente l'ormone femminile, ovviamente non è la femmina che lo emana, ma un'esca che viene posizionata nei vigneti, creando una confusione e quindi non c'è la riproduzione. Questo fa sì che noi non interveniamo con insetticidi e ci permette quindi di avere un passo molto importante verso la sostenibilità. Sempre legato a questo effetto, un risultato, una prova che abbiamo fatto con circa un centinaio di alveari posizionati in una decina di aziende in giro per la pianura. L'abbiamo chiamato il progetto di Adotta un alveare, iniziativa che anche parti della nostra regione stanno portando avanti. Abbiamo fatto questa prova e questa dimostrazione e le api non hanno subito nessun danno, nessuna moria, a testimonianza che in un vigneto, se gestito in maniera corretta, con le tecniche che ci sono, che sono messe a disposizione degli agricoltori, la sostenibilità può essere un traguardo raggiungibile.
Circolo Agrario. Circolo Agrario è una cooperativa che quest'anno festeggia il 60° anno di attività, è un'attività prevalentemente agricola, quella del Circolo Agrario, è nata come attività agricola, come distributori di mezzi tecnici, è cresciuta tantissimo negli ultimi anni perché siamo arrivati ad un fatturato di 70 milioni di euro, così divisi abbiamo circa un 20 milioni di fatturato dati dalla raccolta cereali, soia, colza, frumenti in genere. 8 milioni circa di fatturato viene dato dai nostri negozi che praticamente li abbiamo sparsi su tutto il territorio e la rimanenza è arrivare a 70 è data dalla vendita dei mezzi tecnici. Noi siamo un'azienda che è strutturata su tutto il territorio del Friuli e abbiamo anche una filiale in Veneto e le filiali in totale sono 16, di cui 2 sono un centro di essiccazione, raccolta e stoccaggio granella, in generale mais e soia. Un centro l'abbiamo come stoccaggio e essiccazione a Villotta e uno è a Spilimbergo. La nostra azienda è strutturata a 360 gradi perché diamo un servizio completo. Completo vuol dire che quando ci poniamo adesso alla vendita dei mezzi tecnici siamo in grado di formare le persone che praticamente operano in questa struttura perché vogliamo porsi in un'agricoltura che sta cambiando come quella d'oggi perché ormai come tutti sappiamo parliamo di ambiente, bio e quant'altro. Noi siamo sul pezzo a 360 gradi perché vogliamo formare e formeremo e da qui in avanti ancora in maniera più assidua il personale perché prima di tutto per noi il personale deve essere un tecnico e poi un distributore. Per quanto riguarda che il settore che a noi preme di più portare avanti in modo corretto è proprio la distribuzione dei mezzi tecnici, che tanto si parla che li chiamano pesticidi ma non correttamente sono pesticidi ma sono fitofarmaci e quindi vanno presi per tali. Siamo per continuare quest'opera che noi abbiamo intrapreso come dico, da 60 anni a questa parte e ci poniamo, credo, nel giusto modo anche da qui in avanti. Vi descrivo un attimo anche quali sono gli altri aspetti che secondo me sono importanti e positivi ed è quello della filiale, che poi non è una filiale, è la nostra associata, che è la Marianis, che ci tengo anche a spendere 2 parole su questo, visto che parliamo di bio e visto che parliamo di queste cose qui, perché questa è un'azienda che è un'azienda complessa, perché ha una mandria attuale credo di circa, adesso ricordo, 600-700 capi a latte. Dai primi di gennaio passerà completamente in bio. Questa è un'azienda in cui operano 105 dipendenti. Per noi questa è una realtà che sicuramente sarà una realtà trainante nel sistema perché è ubicata in un posto strategicamente importante per noi, è vicino alle nostre spiagge. Noi lì opereremo a 360 gradi anche per provare tutto quello che si può sperimentare a livello di agricoltura e non solo. Faremo dei corsi di formazione del personale, un po' tutto quello che compete nell'ambito agricoltura moderna oggi. Per noi l'importanza massima adesso la diamo in questo momento qui, visto che siamo in un territorio, Rauscedo, che è conosciuto nel mondo per le barbattelle, per la viticoltura e quant'altro, e noi ci teniamo a continuare a portare avanti questo importante aspetto dell'agricoltura. La viticoltura, come ho detto in primis, è secondo me oggi quella che dà il reddito più importante perché ormai i seminativi, come sapete e come sappiamo tutti, sono nettamente in calo, perché credo che abbiamo avuto una riduzione dei seminativi di oltre il 30%, oltre il 30% media, a fronte appunto di investimenti arborei, parliamo in questo caso qui in primis la vite, ma poi c'è anche un aspetto che non è secondario ma comunque diventa importante per me, che è la frutticoltura, perché in questa
In quest'area che praticamente operiamo noi c'è un microclima importante dove praticamente queste colture stanno bene e danno dei risultati importanti come qualità, quindi sono colture interessanti per questa zona qui. Noi forniamo mezzi tecnici, forniamo impiantistica per quanto riguarda appunto l'aspetto viticoltura e questo è un po' diciamo quello che continueremo a fare, ecco. Attualmente alla cooperativa aderiscono quasi 1400 soci che comunque sono per noi la base della nostra attività. Noi chiaramente forniamo soci e non soci, però dico che un numero importante quanto quello che vi ho detto rappresenti bene e sono soci che sono poi dislocati un po' in tutto il territorio del Friuli, non solo a Rauscedo, perché come detto le 16 filiali in cui operiamo hanno praticamente dei soci in essere su ogni punto vendita. Insomma.